Dal Don Battista di Barbisano andiamo a commentare la prima partita di Coppa tra il Barbisano Eclisse e la Cisionese, derby di questa stagione 2016-2017. Barbisano Eclisse ha vinto per 3-1, qui con me abbiamo il mister Cristiano Melis, Barbisano Eclisse. Buonasera mister. Buonasera. E il mister Luca Sagrillo della Cisionese. Buonasera. Buonasera. Cominciamo dagli ospiti. Allora Sagrillo, un approccio sbagliato alla partita, meglio il secondo tempo, una partita che chiaramente è cominciata subito in salita. Chiaramente. Eravamo consapevoli di affrontare una squadra forte, di avere difficoltà sia a livello di formazione che di preparazione propria, però non sono alibi. L'approccio alla partita non mi è piaciuto per niente, infatti bisogna lavorarci tanto, perché l'atteggiamento non è sicuramente di una squadra che punta a fare qualcosa di importante. E questo mi dispiace, però abbiamo tempo per rimediare. Qualche buon spunto nel secondo tempo, dopo il gol di Buffon al 40° del primo tempo, però ormai la situazione era diciamo irrecuperabile. Avete cercato anche dei varchi sulle fasce, però non c'è stato modo di trovare il gol. Sicuramente dal piano sotto il profilo di impegno non posso dimenticare i miei ragazzi, perché hanno provato, ho visto anche qualche buona giocata e quindi sono sicuramente positivo. Ripeto, non possiamo, in qualunque partita affrontiamo, che sia un amichevole, una coppa, campionato così, per me è fondamentale come ci presentiamo in campo, e quello di oggi non è stato sicuramente l'atteggiamento che voglio e che propongo, insomma, quindi C'è da rivedere. c'è da rivedere sicuramente. Passiamo al Barbisano Eclisse, mister. Per lei invece è una vittoria importante, buona alla prima possiamo dire per oggi. Sì, buona la prima, siamo partiti molto bene, penso che abbiamo fatto una mezz'ora di buonissimo calcio, poi purtroppo ci siamo un po' adagiati sul risultato e abbiamo concesso l'ultimo quarto d'ora a loro, dove abbiamo avuto due occasioni nettissime, in più il rigore. Dopo siamo stati bravi a riorganizzarci, la condizione è quella che è, saremo al 65-70%, però i ragazzi sono stati bravi e secondo me alla fine la vittoria è meritata, però sicuramente dobbiamo ancora lavorare. Però buona la prima, sono contento per l'atteggiamento, per la voglia, e adesso lavoreremo per trovare la miglior condizione. Un buon aspetto di questa partita, anche a differenza di come abbiamo detto con il mister Sagrillo, l'approccio. 2 gol nei primi 20 minuti è stata per voi decisivo. Sì, sappiamo che la Cisionese è una buona squadra, ha delle ottime individualità. Avevo chiesto ai ragazzi un approccio importante, sono stati bravi, siamo stati bravi, anche fortunati a trovare subito il rigore dopo un minuto, mi sembra, un minuto e mezzo, e quindi dopo l'episodio ci ha aperto un po' le strade. Poi siamo stati bravi a continuare a giocare fino a raggiungere il 3-0. Dopo, come ho detto prima, ci siamo un po' ammorbiditi, sì, abbiamo creato un po' il ritmo e abbiamo concesso qualcosa a loro, che è una buonissima squadra. Dopo il secondo tempo, secondo me, abbiamo gestito, abbiamo cercato di amministrare un po' il vantaggio. Ma neanche devo amministrare, avevo chiesto che sono loro che dovevano venire fuori. Noi la condizione è quella che dovevamo essere bravi a ripartire, abbiamo avuto qualche occasione, comunque un buonissimo risultato. Come l'anno scorso chiedo anche per quest'anno, mister Sagrillo, un giocatore del Barbisano Eclisse per la partita di oggi. Sono vari. Chi ha fatto secondo lei la differenza? Sicuramente adesso l'attaccante, che era forse nostro anche l'anno scorso, Carlo Franzè. Franzè, sì, come rapidità e intensità mi è piaciuto veramente. Quindi Carlo Franzè, gol dell'ex per lui. Melis, un giocatore del Cisionese. I vari Buffon, Andrighetto sono giocatori di livello, anche oggi l'hanno dimostrato. Andrighetto mi sembra che alla fine aveva un po' finito la benzina, però fin quando gioca siamo giocatori di spessore e si vedrà quest'anno. Benissimo, ringrazio i due mister, grazie mister Sagrillo. E complimenti alla Cisionese, che ha veramente meritato il risultato. E scusi a Barbisano, che ha meritato sicuramente l'apsus. In bocca al lupo per il proseguo della stagione, grazie. Mister, grazie anche a mister Melis. Grazie, ringrazio mister Sagrillo e in bocca al lupo a loro per una stagione importante. È tutto dal Don Battista di Barbisano. Andrea Della Libera per Barbisano Eclisse.